414 metri di altezza, sul Monte Rua nei Colli Euganei, si erge, proteso fra terra e cielo, l'eremo camaldolese, rara testimonianza del monachesimo medievale. A 350 metri, un cancello con relativa scritta impedisce alle automobili di entrare nella vasta recinzione boscosa, quasi tutta di castagni fuori delle mura e di stupende conifere all'interno. Da qui bisogna proseguire a piedi, approfittando di una passeggiata incantevole, specie nella parte terminale, quando il sentiero sale ripido tra alte mura fino ad arrivare al vestibolo, dove un cartello interdisce l'entrata alle donne. La risposta più bella a ciò ci viene dall'illustre letterato Concetto Marchesi, che nel 1935 sulla rivista letteraria Pan scrisse: «La donna è tra i beni del mondo il più desiderato e l'eremita la esclude non per timore, ma perché ella fa parte di quel mondo a cui ha rinunciato». E a questo punto le telecamere e il professor Galletto sono entrati all'interno dell'eremo, mentre io sono dovuta rimanere fuori, per il semplice fatto che qui all'eremo di Rua esiste ancora la legge per cui è interdetta la presenza di qualsiasi donna, pena la scomunica. L'attesa non pesa affatto, poiché si viene totalmente assorbiti dall'irreale paesaggio che si stende tutto attorno. Un insieme di piccole colline e oltre le colline lo sguardo si prolunga sulla pianura fino ad arrivare, nelle giornate più limpide, a Chioggia e Venezia da una parte e dalle montagne dall'altra. Il frastuono del mondo non raggiunge questo luogo, ci si sente immersi in un clima di solitudine e silenzio, e si capisce che questa oasi di pace in pieno clima di silenzio possiede un valore non trascurabile in un mondo pieno di confusione e di rumore. Sia la storia di quest'eremo, sarà sempre il professor Galletto a raccontarcela. Anzitutto vorrei spiegare questo nome Rua, che potrebbe far pensare alla ruota, per esempio. Ecco, invece questo nome Rua, secondo gli studiosi, deriva dall'ebraico Ruah, che vuol dire spirito, quindi monte in cui l'uomo eleva lo spirito a Dio. Fatta questa premessa che ci introduce nell'atmosfera del mondo ascetico dei monaci, per fare una brevissima storia bisogna un po' collegarci a tutta la storia del monachesimo, sia pure in poche parole. Dopo 5 secoli che il monachesimo benedettino aveva praticamente evangelizzato e riportato alla cultura antica tutta Europa, si stacca dal mondo dei benedettini un abate che si chiama Romualdo. Era il figlio del duca di Ravenna e diventerà San Romualdo e costruisce un nuovo ordine, l'ordine dei Camaldolesi, dal nome dell'eremo di Camaldoli. Ecco, proprio in questo momento incomincia la storia di questo eremo del Monte Rua, perché nel 1337, 200 anni dopo la morte di San Romualdo, partono dall'abbazia di Camaldolesi di Murano 2 monaci, e precisamente un padovano e un veronese, Antonio da Albignasego e Giovanni da Verona. Vengono qui nei Colli Euganei, scelgono questo monte, probabilmente sono loro che lo battezzano Monte Rua, cioè Monte dello Spirito, e costruiscono un eremo come dipendenza dall'abbazia, un priorato eremitico che continua fino al 1474, poi cessa.
all'inizio del 1500 un altro ramo si stacca dal mondo benedettino, che ha avuto già una divisione coi camaldolesi, ed è il ramo fondato da un veneto, e questo veneto, anzi da un veneziano, è Paolo Giustiniani, della famosa famiglia patrizia. Questi crea la congregazione eremitica del Monte Corona, che è soltanto eremitica, mentre invece i camaldolesi contemplavano sia la vita cenobitica sia la vita eremitica. Qui invece c'è la forma più assoluta, più rigida dell'eremita puro. Ecco, qui dopo 10 anni della morte di Paolo Giustiniani, un discepolo, è vero, che è stato anche un grande medico, professore di medicina, ha fatto trattati di medicina, è vero che non si sa il cognome, ma si sa solo il nome da eremita, è vero, padre Girolamo da Sessa Urunca, quindi meridionale, per onorare la figura di Paolo Giustiniani viene nel Veneto e fonda e ripristina questo eremo, che diventa eremo secondo la congregazione di Paolo Giustiniani, che è quella del Monte Corona. Dal 1539, pressappoco così 40, quando ripristina questo eremo, fino al 1810 abbiamo il periodo aureo dell'eremo del Monte Rua, con personaggi importanti, vocazioni tardive che vengono da personalità dello studio, laureati in lettere, in medicina, in filosofia, in giurisprudenza, entrano su questo eremo. Nel 1810 c'è la chiusura dell'eremo in seguito alle leggi soppressive di Napoleone. Napoleone nel 1810 scatena l'ultimo atto anticlericale della sua politica e sopprime tutti gli ordini religiosi. Cade anche l'eremo del Monte Rua. Cosa succede? Che dopo il ritorno dell'Austria alcuni eremi si ripristinano, alcuni monasteri, alcune abbazie. Questo no, perché questo era stato venduto ad un privato, un certo Faccanoni di Padova, il quale purtroppo se ne è approfittato per devastare questa stupenda cima piena di conifere per farne una questione economica. Con il ritorno dell'Austria si ripristinano, come ho già detto, i monasteri, le abbazie e gli eremi, e si ripristina anche l'eremo di Monte Corona, quello di Paolo Giustiniani. Questo no, perché era venduto a un privato, ma è una fioritura breve, perché nel 1861, 1810-1861, è vero, sono 40 anni, ritorna la politica anticlericale, questa volta fatta dal governo italiano, che sopprime nuovamente gli ordini religiosi e conseguente congregazioni, abbazie, eccetera. Con questa perdita e chiusura anche dell'eremo di Monte Corona abbiamo una dispersione per tutta Europa degli eremiti, dei monaci italiani. Però dobbiamo tenere presente che il Veneto era ancora sotto l'Austria. Ecco che un eremita, una figura coraggiosa, che io ho descritto anche nel romanzo La Ruota, un eremita di Monte Corona viene nel Veneto, compera dal proprietario, con l'aiuto di benefattori come il conte Camerini e altre personalità, compera dal proprietario l'eremo e lo ripristina. È un ripristino che dura appena 3 anni, perché nel 66 si passa sotto l'Italia, vengono applicate anche al Veneto le leggi soppressive e il demanio, con la sua bramosia, pretende anche questo eremo. C'è addirittura, come messo nel romanzo, una fuga notturna, anzi un assalto all'eremo dei gendarmi piemontesi con carrozze, eccetera. Padre Emiliano, questo eremita che fugge di notte trasvestito, poi ritorna, poi un processo che dura 12 anni e si conclude con la vittoria di questo padre Emiliano, in quanto lui aveva comprato l'eremo non come congregazione, ma come cittadino privato. Quindi nella sua proprietà privata può vestirsi di bianco, può accogliere gli altri amici, vestirli di bianco anche lui, pregare, fare penitenze. E da allora fino ad oggi questo eremo continua a vivere e ha dato tante manifestazioni di ascetismo e soprattutto di rifugio anche per chi aveva tormenti religiosi, aveva crisi. Pensiamo che qui per tanti anni è venuto a soggiornare anche qualche settimana intera il grande latinista Concetto Marchesi, per dirne una sola di queste persone.
questi padri camaldolesi che vivono in perfetto ascetismo e isolati dal mondo, in pratica quale vita svolgono? Di che cosa si sostengono? Anzitutto bisogna che ci richiamiamo alla regola di San Benedetto, perché loro sono discendenti di San Benedetto, difatti qua abbiamo San Benedetto e San Romualdo. La regola è sempre quella dell'ora et labora, cioè del prega e lavora, soltanto che il lavoro è sempre fatto da soli, mai insieme con gli altri, e la preghiera, tranne alcuni momenti di preghiera comunitaria, è sempre solitaria, cioè loro si fondano sulla solitudine, in quanto la solitudine porta più facilmente a Dio, o beata solitudo o sola beatitudo, questo è il loro motto. Poi il distacco dai beni terreni, ecco perché distaccandosi dai beni terreni si avvicinano di più a Dio. Tanto è vero che a Frascati, un altro eremo camaldolese, è scritto abeo quod volo, quia non volo plus quam quod abeo. Ho tutto ciò che voglio perché non voglio niente di più di ciò che ho. Quindi di quel poco che è necessario sono felici. Questo contatto con Dio però non è fine a se stesso, come potrebbe pensare l'uomo della strada, ma è a vantaggio delle altri prossimi, delle altre persone, in quanto con la loro preghiera influiscono sulla misericordia di Dio verso i peccatori, quindi loro non si sentono isolati dal contesto sociale, solo che invece di un'attività a contatto col prossimo fanno un'attività diretta con Dio, di intercessione per il prossimo. Ma al lato pratico, economicamente, come vivono? In parte con il loro lavoro, difatti qui dentro hanno dei bei vigneti che loro lavorano, hanno l'apiario, hanno l'orto e si nutriscono di pochissimo, sono quasi vegetariani perché la carne è esclusa, mangiano il puro necessario e queste preghiere ordinate e poi con i beni che loro portano quando vengono dentro. Tante volte si tratta anche di vocazioni di persone che appartengono a famiglie facoltose, quindi hanno anche delle rendite che li aiutano. E si è conclusa qui la nostra visita all'eremo di Rua. Io purtroppo non ho potuto provare quelle sensazioni che i miei colleghi hanno provato, poiché interdetta ad entrare. Sentiamo quindi ciò che questa visita ha potuto lasciare dalla voce del professor Galletto. Ecco, io vorrei dire che la sensazione che noi abbiamo in quei pochi minuti di incontro con questo mondo di ascetismo è che quasi improvvisamente tutto il nostro mondo pubblico, il nostro mondo privato con i suoi affanni, con le sue difficoltà, si allontani da noi improvvisamente e che qualche cosa d'altra vita, un respiro di una vita quasi ultraterrena, si impossessa di noi. E soprattutto la sensazione, uscendo, di portare con noi un po' di questo mondo e di ritornare nella vita a contatto delle difficoltà e delle asprezze con la fede nella vittoria del bene sul male.